Un farmacista, Pasquale Antonio Purita, 50 anni, assessore alla sanità del comune di Zambrone, è stato arrestato insieme alla moglie Carmelina Corinti, 43enne, per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della loro farmacia e per tentata estorsione. Guardia di Finanza e Carabinieri hanno anche sequestrato beni per 400.000 euro. Dalle indagini è emerso che i due farmacisti avevano ceduto illegittimamente beni per impedire ai creditori di potersi rivalere. Poi ha cercato di dissuadere il farmacista che voleva rilevare la sua attività con velate minacce. Seconda giornata di occupazione oggi a Crotone da parte di disoccupati e disperati che da ieri hanno preso d'assalto le case popolari, invadendo i 12 alloggi che il comune sta realizzando in località Farina. Le case erano già state assegnate ad altre famiglie e, trovando le chiavi attaccate alle porte, gli occupanti nella tarda mattinata di ieri si sono suddivisi i 12 appartamenti senza intenzione di lasciarli. Ora chiedono un incontro col sindaco. Stefania Bivone, 18 anni, di Sinopoli, Reggio Calabria, è Miss Italia 2011. A proclamarla la più bella d'Italia, il presentatore di questa edizione del concorso di bellezza, Fabrizio Frizzi. Patrizia Mirigliani le ha fatto indossare la prestigiosa fascia e la Miss dello scorso anno l'ha incoronata. Tanta emozione per la giovane ragazza e per i suoi genitori presenti a Montecatini Terme. Il suo paese, ma anche tutta la Calabria, l'hanno sostenuta fino al successo. Indossatori e modelle calcano le tavole del palcoscenico del Teatro Rendano di Cosenza. I fari illuminano la vellutata tappezzeria rossa e lo show inizia nonostante la pioggia. Gradinate in scena 2011 ieri sera è stata come sempre una serata glamour, dove moda, musica e gioielli la fanno da padrona. Tra i VIP Fabrizio Corona, che ha premiato Anton Giulio Grande come stilista dell'anno.